I'm a scat man. I'm a scat Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons who would try to cheat their seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a heart like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask out the meaning of scat law. I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a Scooby-Dooby melody. I'm the scat man. Sing along with me. It's a Scooby-Dooby melody. Yeah, I'm a scat man. I'm a scat man. Ed eccoci qua, sempre in diretta. Buonasera a tutti. Buon giovedì 20 agosto 2020, sono le 19.06 minuti primi. Buon pomeriggio e buon inizio serata da Salvatore Alvino. Buonasera a tutti. Al momento orfano del mio compagno di viaggio, il prof Gaetano Donatellis, impegnato per delle faccende domestiche sue. Appena ritornerà a casa, se c'è a tempo per un saluto, sarà sempre in compagnia qui su Radio Napoli Centrale con noi, come ogni pomeriggio ideato oggi per la musica neomelodica, per la musica napoletana. Oggi pomeriggio dedicato esclusivamente alla musica napoletana. Prima di iniziare la trasmissione, di solito è un compito che fa il nostro prof Gaetano Donatellis, andiamo per i saluti iniziali di trasmissione, salutando a tutti coloro che ci ascoltano dai nostri gruppi Facebook.
Andiamo a salutare con ordine gli amici di Donatellis, la famiglia, gli amici dei balli di gruppo, di tutta la musica che ha nel cuore, film, animazione e serie tv, amici della Roberto Bracco di Soccavo, quinta municipalità di Soccavo, amministrata dal nostro amico Giuseppe Puglisi, e un abbraccio a tutti coloro che ci ascoltano tramite i nostri gruppi WhatsApp, i ragazzi delle trasferte del Napoli di Maurizio Valumbo. Una buona serata ragazzi, una buona sera, grazie di vero cuore che ci ascoltate quotidianamente qui su Radio Napoli Centrale, e un saluto al gruppo WhatsApp, noi e i nostri phone. Ricordiamo a chiunque vuole ascoltare le nostre dirette lo può fare tramite la nostra pagina ufficiale Facebook intitolata come al solito Radio Napoli Centrale. Come immagine del profilo c'è sempre il mitico cuore rosso disegnato all'interno del Golfo di Napoli, con a fianco il logo della società sportiva Calcio Napoli con su scritto Radio Napoli di Salvatore Albino. Lì c'è al momento il link della diretta. Una volta che premete verrete subito catapultati sulla nostra pagina di riferimento, nella nostra app di Spreaker.com c'è il flash rosso del live che premendo play potete ascoltare la diretta attuale, o altrimenti scarrellando verso il basso potete vedere qualsiasi genere di musica, attore, cantante, ci sono tutti gli episodi in podcast. Se vi va di ascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata qualsiasi artista o qualsiasi brano in maniera particolare, scarrellate verso il basso e vi andate a scegliere l'artista in questione. Oggi mancano adesso veramente pochi giorni anche per l'inizio del ritiro della società sportiva Calcio Napoli, che come sappiamo ormai tutti per causa del Covid-19 non si terrà in Trentino nella bellissima valle di Dimaro, ma molto più vicino, saremo quest'anno in ritiro, si farà a Castel di Sangro. Si partirà lunedì 24 di mattina, il pomeriggio in Napoli già terrà la prima seduta di allenamento in quel di Castel di Sangro. È prevista un'affluenza di oltre 50.000 presenze al giorno. Adesso andiamo subito in musica, andiamo ad ascoltare il primo brano in programma qui su Radio Napoli Centrale. Ricordiamo un po' la trasmissione oggi nel nostro pomeriggio in musica l'abbiamo dedicata alla musica neomelodica. Andiamo ad ascoltare il primo brano in programma dalla mitica voce dell'artista Francesco Merola, Parle con me. Francesco Merola. Se volessi una mezz'ora qua, solamente per te raccontare quante cose sono cagnate senza te. Già ne guarda una fotografia, forse fanno pure i frati miei, mi parla con te così, non mi piace più. Quando c'è questa ammazzava la domenica e ricorda all'improvviso mi distrugge. Io non capisco perché quando viene rinteso non parla con me, ma accarezza solamente e scompare rindanni. Circo per me sa Gesù, si stanotte quando viene ti fa stare orecchio, due parole in un sorriso e poi torna in paradiso e accontenta pure a me. Quante volte che la cercato, pure se non era tagliami, la gemise per sentire il profumo di te.
Papà, o mandile sappadori o pianoforte, sono convinto che tu torni a rapa parte. Io non capisco perché quando viene il suono non parla con me, ma carezza suave e scompare in danni. Circo per me sa Gesù, si stanotte quando viene ti fa sta non è più, te parole non sorridi e poi torna in paravi. Mi accontenta pure a me. Io non capisco. Quando mi può partire, mi raccomando, si vai lontano. Una cartolina, non da scordare. E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Carafone. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se io vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli non ti scordo mai. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta in questo bellissimo pomeriggio targato Radio Napoli Centrale, in pomeriggio neomelodico. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Francesco Merola, Parla con me, inutile dirvi, figlio dell'artista, del mitico maestro Mario Merola, brano dedicato esclusivamente al papà, dedicato anche un po' alla terra di Napoli, perché alla fine del brano va a nominare artisti partenopei di carattere a livello mondiale come Totò, Massimo Troisi, Pino Daniele, veramente coloro che hanno difeso Napoli in tutto e per tutto. Parlando un po' della nostra terra, andiamo a fare un po' di gossip. L'ex del nostro amico Stefano De Martino, la Belen, è il nuovo fidanzato Antonio Spinalbese. Le foto del primo bacio, pubblico un'estate davvero movimentata per Belen Rodriguez. Ora sembra a fianco di Antonio Spinalbese, professionista hair stylist, dopo aver rotto con l'ex marito Stefano De Martino e aver infranto diversi cuori. Belen gela Stefano De Martino nella storia di Instagram per donare no sulle note di Gianluca Grignani, mette una sua storia. Belen e Stefano De Martino, Maria De Filippi, lui fa pasticci ma non escludo nulla. Veramente un'estate movimentata per Belen e Stefano De Martino, che in vacanza con Santiago, il figlio, hanno fatto più di 25 anni di storia di paparazzi. Adesso andiamo di nuovo in musica. Oggi pomeriggio veloce, ascoltiamo tanta musica, tanta bella musica della nostra terra, della nostra lingua. Andiamo ad ascoltare l'artista Franco Ricciardi nel brano Notte d'amore. Franco Ricciardi. Spogliati e non ci facci più, ti prego, baciami, amami, ma una nottata ancora insieme a te voglio restare, perché domani non sarai ancora.
con me. Splendida, soltanto tu potevi farmi innamorare. Stringimi, desidero il tuo corpo, non voglio più aspettare, un'ora sola basterà. E dopo se vorrai mi lascerai andare via da sola. Notte d'amore con te, stringiamo più forte. notte d'amore con te, Fammi sentire un respiro, notte d'amore con te, stanotte sei più bella, facciamo amore, io e te ormai non sei più mia. notte d'amore con te, Ti sto perdendo amore, notte d'amore con te, ma te volessi ancora, notte d'amore con te, che ne sarà di me e di te, del nostro amore, niente più. Credimi, se fra di noi stanotte tutto finirà, io vivrò nel tuo dolce ricordo e nell'amore che per te, solo per te io proverò. Ma prima di andar via, amore mio, voglio amarti ancora. notte d'amore con te, Stringiamo più forte, notte d'amore con te, fammi sentire un respiro, notte d'amore con te, stanotte sei più bella, facciamo amore, io e te ormai non sei più mia. notte d'amore con te, Ti sto perdendo amore, notte d'amore con te, ma te volessi ancora, notte d'amore con te, che ne sarà di me e di te, del nostro amore, niente più. notte d'amore con te, Stringiamo più forte, notte d'amore con te, fammi sentire un respiro, notte d'amore con te, stanotte sei più bella, facciamo amore, perché non sei più mia. notte d'amore con te, notte d'amore con te. E dalla mitica voce dell'artista Franco Ricciardi abbiamo ascoltato il brano Notte d'amore. Adesso prima di andare con il prossimo artista, con il prossimo brano musicale, andiamo con un post un po' forte, un duro sfogo dell'attore Massimo Boldi, che ha scritto un post su Facebook che subito ha preso milioni e milioni di visualizzazioni e di like. Andiamo a leggere il duro sfogo di Massimo Boldi, che su Facebook ha pubblicato uno stato contro i potenti padroni del pianeta, rei a suo giudizio di terrorizzare il mondo e di voler tappare la bocca della gente con mascherine da Pecosville. Un posto dai toni forti e sostegno di tesi complottistiche sul coronavirus, cui risulta difficile dar credito. Massimo Boldi ha scritto: stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene, i potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, voglio terrorizzare il mondo ancora più mari, monti, regioni e stati. Questo è il duro post dell'attore, che poi ha rincarato la dose scrivendo: il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l'hanno conosciuto, non voglio tapparsi la bocca con mascherina da Pecosville. Lo sfogo social si conclude con un'invocazione divina, forse è tempo che ritorni il Salvatore dei mondi, sì, lui, il supremo nostro Signore, che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere la malasorte e l'indifferenza dei governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre e chiosa. Lo dico e lo ripeto, ci vuole pazienza e coraggio, ma vinceremo ancora dopo 2000 anni. Diciamo che parecchi politici, parecchi attivisti a livello mondiale, in più note, diciamo, hanno
hanno fatto sapere che per loro la causa Covid-19 può essere anche una causa complottistica a livello mondiale per il sovraffollamento del pianeta terrestre. Diciamo, si può non può condividere questa idea. Dopo aver letto lo sfogo dell'attore Massimo Boldi, voglio ritornare prepotentemente in musica. È arrivato anche il nostro prof Gaetano Donatellis e durante questo brano che vi farò ascoltare faremo anche il collegamento, ci sarà anche il collegamento con noi qui su Radio Napoli Centrale del nostro prof Gaetano Donatellis. Adesso andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Gigi D'Alessio, non poteva mancare in questo pomeriggio neomelodico qui su Radio Napoli Centrale, il brano Stoppage e te, Gigi D'Alessio. Non servono le gocce per farti dormire. Se io veramente una storia per fare una risata, senza odio cullata una vista parlare, e non t'avessi incontrato, e stessi posti a tu si convinti trovare pure a me. Sì, giustamente sono stata bugiarda e cattiva, perché non sei brava a potermi scordare. Sì, sono sposata e stai male perché l'hai fatto, perché una canzone continua a sentire e non chiagnisse per me. Strignendo forte inderendo cuscine per non fa capire. Si sapesse che sto peggio te, se servesse non dicere più che non era mai nascere. Che sbagliata a spugliarti con me, regalandomi quel che mo ti dispiace non tenere. Si sapesse che sto peggio te, ce l'avessi più poco con me, rispondessi al telefono. E mi facessi coraggio dicendome è giusto che è stata così, perché io sai che per crescere figli, per forza con che ci voglio pure io. Io tutto che li regala che tu mi hai cantata, me l'ha già stivata e volessi sapere. Si mi dispiace ogni cosa che ti ha portata, tu invece hai bruciato per non ci pensare. Non sopportare né tenere, non sa che cosa che solo si guarda ti parla di me. Si sapesse che sto peggio te, che servesse a non dicere più che non era mai nascere. Che sbagliata a spogliarti con me, regalandomi quel che mo ti dispiace non tenere. Si sapesse che sto peggio te, ce l'avessi più poco con me, rispondessi al telefono. È stata così, perché io sai che per crescere figli, per forza con che ci voglio pure io. Si sapesse che sto peggio te, che servesse a non dicere più che non era mai nascere. Che sbagliata a spogliarti con me, regalandomi quel che mo ti dispiace non tenere.
Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Siamo lieti che ci ha raggiunti in questo pomeriggio, non poteva mancare il nostro prof Gaetano Donatellis. Buonasera prof. Buonasera a te Salvatore e buonasera a tutti gli amici in ascolto, quelli vicini e quelli lontani. Il prof si è assentato per i primi 20 minuti di trasmissione perché gli abbiamo concesso un caffè con gli amici allegato, appena fatti il collegamento, allegato con tanto di cazziata. Perché prof, perché mi ha fatto la cazziata? Diciamolo agli amici in diretta. Per la trasmissione mancata ieri sera. Sì, perché avevamo programmato questa trasmissione che stiamo mandando adesso in diretta nel nostro pomeriggio neomelodico qui su Radio Napoli Centrale. L'avevamo programmata anche e pubblicata sulla nostra pagina ufficiale di Radio Napoli Centrale. Il prof aveva anche ha fatto il videoclip, diciamo, di presentazione della puntata che doveva andare in onda ieri nel pomeriggio neomelodico. Poi come sapete, diciamo, è un periodo un po' particolare per me, diciamo, perché lunedì ci troveremo nella nuova location. Gaetano, si può dire location? Nel nuovo studio di si può dire. Nel nuovo studio di Fuorigrutta. Allora domenica e lunedì mattina stiamo nei panni dello sfratto, diciamo, del fatidico giorno dello sfratto. Sto un po' incasinato, gli ultimi giorni arrivano sempre cose da fare. Ieri sera all'improvviso mi ha chiamato un elettricista per andare a fare un servizio a casa nuova, quindi c'è saltata l'appuntamento, ma già avevamo tutto pronto, tutto programmato, già avevamo la scaletta pronta. Prof, io posso dire una cosa, Salvatore? È casa tua, dimmi prof. Sì, certamente, perché dalle ultime notizie che sono arrivate ieri con il ritrovamento di quel corpicino straziato non avevo certo voglia di mettermi in musica, diciamo. È stato un momento di... Prof, aspettiamo ancora l'esito, diciamo, il 100% dei resti umani del piccolo Gioele, diciamo. Il PM, da quello che ho letto sui vari siti, dicono che al 99% il corpo è del piccolo Gioele, manca l'ufficialità del test del DNA, ma a quanto pare veramente il corpicino trovato straziando, diciamo, anche da animali selvatici sarebbe proprio il corpo del piccolo Gioele. Prof, poi questa è una cosa che al momento non mi va e non ci va di parlare, perché le notizie che arrivano sono ancora molto confuse diciamo, come giusto che sia i primi giorni di che sta succedendo tutto ciò. Però aspettiamo poi che gli inquirenti, diciamo, rifanno un poco gli ultimi istanti, gli ultimi momenti di vita sia della mamma della DJ che del piccolo Gioele, perché è stato trovato il corpo a 450 metri a linea d'aria, diciamo, a 300 metri da dove si era rotto la macchina sull'autostrada. Non vedo perché in un arco dell'ultimo punto, diciamo, di 500 metri in linea d'aria ci è messo più di 15 giorni per trovare i corpi, diciamo. C'è un qualcosa che non mi torna, c'è un qualcosa che non vale anche a livello di tempistica sui ritrovamenti, no prof? Anche io ho i miei dubbi. Comunque vada il corpo del piccolo Gioele, sicuramente di un altro piccolo bambino. Comunque, come dicono gli inquirenti, sicuramente al 99% del piccolo Gioele. Il ritrovamento può essere che gli animali lo hanno spostato. Cercavano di portarselo nelle proprietà per finirlo di straziare, diciamo. Io non voglio dire la parola giusta, ma comunque così è andata, secondo me. Io ho i miei dubbi sul fatto che questa donna, io continuo a pensare che questa donna stava scappando da qualcuno o da qualcosa. È successo l'incidente, la macchina magari non andava più, ha abbandonato la macchina per scappare ulteriormente, si è inoltrato in quel bosco e poi non si sa cosa sia successo. Prof, siamo nel 2020 e uno adesso è una chiacchiera che uno lo facciamo per una chiacchiera di confronto, una chiacchiera da bar. Io dico questo, siamo nel 2020, madre e figlio, si rompe la macchina, stai su un'autostrada,
Uno, non credo che non passi nessuno per fermare, diciamo, per chiedere aiuto a un soccorso a un passante che arriva con le macchine, diciamo, siamo su un'autostrada. Due, con la tecnologia che c'è oggigiorno con gli smartphone, che tramite un messaggio WhatsApp puoi mandare una condivisione del posto in un momento reale, live, per un messaggio, per una telefonata, diciamo. Secondo me si stava più scappando da qualcuno o più da qualcosa, diciamo, perché se stai in un momento di crisi, di panico, dopo un incidente, dopo qualsiasi cosa che ti è potuto succedere, bastava premere un tasticino su WhatsApp di condivisione e subito un familiare, un parente, i soccorsi, le forze dell'ordine, subito te le ritrovi addosso nel meno di mezz'ora, no prof? No, però come dicono gli inquirenti, la donna aveva lasciato il suo smartphone a casa. Addirittura. Sì. Vabbè, aspetteremo poi. Però il dubbio mi rimane sempre, se aveva pensato di fare un omicidio e suicidio, il Bosco del posto mi ha dato. Esatto. Prof, hai anche il bollettino per quanto riguarda i casi del Covid a portata di mano? Purtroppo sì. Scusate. Vai, diciamo che il coronavirus sta risalendo di molto in questi giorni e oggi c'è stato proprio un boom, ci sono 845 casi e i decessi sono 6. Non so cosa stia succedendo. Positivi triplicati in Veneto, boom di nuovo in Lombardia. Di nuovo. Sì, è inutile dare le notizie regione per regione perché comunque ci sono dei nuovi focolai, diciamo. Prof, a me mi sta venendo una rabbia, specialmente ieri e stamattina che vedevo i video, i post di amici, parenti e non che si sono recati in questi giorni di ferie di agosto nel luogo, nell'attrazione turistica dello Zoo Marine a vedere lo spettacolo o delle foche o dei delfini. C'è tutti senza mascherina, platea piena, strapiena e colma, non solo posto seduto a fianco e posto seduto, anche con annessi bambini sulle gambe seduti a braccio, diciamo. Platea super strapiena, nessuno allora ci sono anche i video su Facebook, ci sono foto anche sui maggiori siti di informazione, nessuno prof c'ha la mascherina. Io voglio essere spiegato dal direttore dello Zoo Marine. Io in questi giorni, fra domani e dopodomani, cercherò proprio di avere un contatto telefonico, voglio chiamare perché voglio togliere questa soddisfazione, questo sfizio, voglio dire: direttore, scusatemi, come fate in un periodo così difficile a fare una platea piena senza neanche un sedolino sì, un sedolino no? Sai prof, qui quell'adesivo che si mette fra un sedolino e l'altro, qui non ti puoi sedere. Platea piena, gente braccio a braccio, bambini sulle gambe seduti, senza distanziamento sociale, senza protezione con la mascherina. Io voglio essere spiegato come in questo periodo particolare del Covid-19 hanno permesso tutto ciò, diciamo. In più me la vendo anche poi con le stesse persone, anche con amici e parenti. Io ho scritto a livello tramite i miei contatti, diciamo, su Facebook, chi è stato in questi giorni allo Zoo Marine e hanno pubblicato foto e video dello spettacolo che si stavano per vedere lì allo Zoo Marine. Ho commentato sotto: siete delle capre, state tutti ammassati senza mascherine e senza prevenzione, puntini. E poi ci negano ancora gli ingressi negli stadi, prof. Dici, ma ancora non si sa se il campionato di Serie A parte o non riparte. Oggi ci sono stati altri illustri calciatori di Serie A che sono stati sorpresi al Covid-19. Boga del Sassuolo, che ha un interesse del Napoli, 3 giocatori del Cagliari, tra cui Pavoletti, 2 giocatori se non mi sbaglio del Torino, qui giorno dopo giorno un altro del Brescia, esatto, abbiamo Petagna del Napoli, che stamattina è uscito, si dice che è stato contagiato da Fredo. Sì, ringraziando a Dio, Petagna arrivano notizie che è asintomatico, diciamo. L'hanno solo isolato in quarantena, non partirà, questa è una notizia ufficiale, prof. Non partirà in ritiro con la squadra lunedì mattina per recarsi a Castel di Sangro. Farà i 14-15 giorni di quarantena a casa e poi da solo a Castel Volturno isolato farà il suo programma, la sua scheda di preparazione.
Prof, adesso andiamo subito. Comunque volevo dire, adesso prof. stavo leggendo, per quanto riguarda la nostra regione, la Campania, ci sono ancora 53 nuovi casi. Ancora. Prof, voglio far ascoltare come prossimo brano un brano di Gigi Finizio, Una camicetta blu. Per caso hai qualche informazione del brano al riguardo o andiamo subito in musica? Gigi Finizio, posso dirti che è un brano del 2012 ed è stato tratto dall'album Crescendo nell'amore. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce dell'artista partenopeo napoletano e non solo, che poi è diventato anche un cantante a livello nazionale, dalla mitica voce di Gigi Finizio, il brano Una camicetta blu. Prepara cena e resta sola, annanzi alla televisione, intanto fermo vuole che stupore, sognando un grande amore cato, aspetta ma non viene mai. Una faccella nera nera camicetta blu, mi ricorda reputava Piazzerò Gesù, io soltanto mi sentivo innamorato di te, e nessuno di da lui che te poteva avere, e te voleva bene, come te voglio bene. Una faccella nera nera camicetta blu, porto sempre in tuo cuore Piazzerò Gesù, ci volevano la scusa ma chi vede più, trovi cose, trova gente ma ci manca tu, come te voglio bene, come te voglio bene. Dimmi, se mi pensa ancora di Franz Di Salvo è un architetto che alla fine degli anni 60 ha progettato quella che secondo lui avrebbe dovuto essere una vera e propria città moderna. Ci vivono più di 70.000 persone, il 75% di queste è senza lavoro. Se ne è parlato molto, giornalisti di tutto il mondo, filmmaker di successo sono andati a girare le loro fortunate pellicole sulla droga, sulla camorra e sulla criminalità organizzata. Pensiamo che di tutto il resto se ne è parlato troppo poco. Troppo poco si è parlato di quei cittadini onesti. Fuori da questo film non è vero quello che vedi, non è come tu credi, storie che vivono solo nei TG, se fa prima morire. La gente sta nazione da sentire sta canzone, perché promesse si suonano ancora, quando la gente stu quartiere può cantare fine di mano. Stata è il nostro stato che fa, noi ammannazzo stesse senza ci fermare. Chi è stato è il nostro stato a sta, si sa con più bella, non si vero male. Fuori casa mia cresce nell'erba un fiore, lo curo con amore, ci metto tutto il cuore, sono sicuro che dai TG annunceranno guerre piene di petali. La gente di sta nazione da sentire che sta canzone, perché promesse si suonano ancora, quando la gente stu quartiere può cantare fino a di mano, che mano rotte sa tu scopane. Chi è stata è il nostro stato che
dove sta, si saglia con più bella, non si vede male. C'è stata già te l'hai scordata, ma se mora in press, non ci potremmo più permettere la memoria breve. C'è stata a cira, non siamo guida per gita, che niente attore non protagonista, sulla regia, ci vira per via, sopravvissuta a guerra civile, si è gelassato, non so che è stata per vire vinile, perciò virete ni, anzi rimane qua, perché per costruire ci servono e mani e capa. La gente sta nazione a da sentire sta canzone, perché promesse sono ancora. Quando gente stu quartiere può cantare fine di male, che mare rotte sa buscopane. Chi è stato e mostro stato che fa, li ammannazzo stesse senza ci fermare. Chi è stato e mostro stato dove sta, si saglia con più bella, non si vede male. Chi è stato e mostro stato che fa, lui ammazza stesse senza ci fermare. Chi è stato e mostro stato dove sta, si saglia con più bella, non si vede male. Mentre invece vediamo che puntualmente siamo manovrati dalla politica e siamo... Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce il brano di Gigi Finizio, Una camicetta blu, e in più siamo andati subito in musica con l'artista Luciano Caldure, un brano in collaborazione con l'artista Ntò. Il brano si intitola Chi è stato è stata. Prof, mi dicevi che non c'eri per i primi 25 minuti della nostra trasmissione odierna qui su Radio Napoli Centrale perché sei andato a bere un buon caffè con amici. In quale bar ti sei preso il caffè, prof? Purtroppo il nostro bar nella zona che pratichiamo noi, cioè quella di Via Pomeo, è chiuso per ferie. Il primo che abbiamo trovato aperto lo abbiamo onorato della nostra presenza. Il caffè, a dire il vero, era anche buono. Prof, tu che hai... non è un'offesa, prof, quello che ti sto dicendo. Tu che sei un po' datato, penso che sai la storia del caffè sospeso, giusto, prof? Certamente. L'altro ieri su Sky ho visto uno speciale che era dedicato proprio al caffè sospeso, diciamo un'azione che benefica che è nata a Napoli e adesso nel 2020 sta un po' spopolando nel resto del mondo, specialmente in America sta avendo questa riuscita del caffè sospeso. Ricordiamo che mi è stato spiegato un po' anche quello che ho visto dal mondo di Sky, che il caffè sospeso nasce al caffè Gambrinus di Napoli. Prof, tu ne sai qualcosa, qualche notizia più dettagliata su sta cosa, vista la tua età e il tuo essere prof? Posso dirti che quello che dici tu corrisponde alla verità, perché agli inizi degli anni del Novecento c'era questa abitudine di lasciare un caffè sospeso per i poveri, però ha incominciato ad esistere proprio nel caffè Gambrinus di Napoli. Prof, c'è una notizia che arriva dal vediamo il paese. Allora, sorelle gemelle sposano fratelli gemelli e annunciano insieme la loro doppia gravidanza. Due sorelle gemelle sposano due fratelli gemelli, ora comunicano sui social che nello stesso momento sono rimaste incinte. Protagoniste di questo episodio sono Britney e Brianna Sayers, che incontrarono i loro mariti Jones e Jeremy durante un festival del Twins Day che si è tenuto nel 2017 a Twinsburg, nell'Ohio, negli Stati Uniti, un summit tra gemelli dove a quanto pare è scoppiato l'amore. Poi c'è tanto di post su Facebook. L'annuncio della doppia gravidanza è stato lasciato su Instagram. I nostri bambini non saranno non solo cugini ma fratelli gemelli geneticamente completi, scrivono sui social. Esatto, perché sono figli di due coppie di gemelli, allora automaticamente sono anche loro fratelli gemelli geneticamente, no prof? Ma non credo, i fratelli gemelli devono essere partoriti dalla stessa mamma.
Vabbè, però sono gemelli sia di padre che di madre, diciamo, la genetica... Sono cugini, secondo me sono solamente per cugini. il prof restano cugini. Rientra dalla Sardegna e va a Terracina, ma è positiva, sgombrato uno stabilimento balneare. Rispetto alla giornata di ieri si registra un nuovo caso positivo, contatto di un caso già noto, tratto a domicilio e residente nel comune di Formia. Lo rende noto l'ASL di Latina nel consueto bollettino quotidiano. Il caso è riferibile a un link esistente all'Enola, dovuto a un rientro dall'estero. Anche oggi, come ormai da mesi, non si registrano nuovi decessi. Intanto uno stabilimento balneare, il Lido di Enea, è stato sgombrato a Terracina per consentire la sanificazione dell'attività. C'è stata infatti la presenza di una ragazza risultata positiva al rientro dalla Sardegna. I bagnanti sono stati fatti allontanare e sono già in corso le operazioni. È in programma alle 17:30 una riunione con le centinaia di persone che al momento sono ospiti del Residence Lido di Enea e che potrebbero essere entrati in contatto con la ragazza, che nel frattempo ha fatto rientro a Roma. Adesso tutte le persone che erano presenti su questo lido saranno sottoposti al tampone e poi all'obbligo della quarantena, nonostante anche se il tampone uscirà negativo. Prof, tu secondo te è giusto, anche se il tampone esce negativo in questo momento, di fare lo stesso la quarantena? Penso proprio di sì, perché il tampone può uscire positivo anche fra 5-6 giorni, tempo dell'incubazione. Dici tu, essendo un virus... Io sto pensando a tutti quelli che stanno in Sardegna, magari stanno ancora divertenti, perché ci sono più di 400 persone in un resort, in un residence, che sono stati chiusi in quarantena insieme al personale. Ma mi sorge un dubbio: chi pagherà il restante dei 14 giorni? A parte questo, è tutto quello che poi ha perso il resort per i nuovi, quello fanno settimana a settimana, quindicina a quindicina, diciamo, in un mese. Giustamente avrà avuto molte disdette, perché molto chi ci va in un posto dove ci sta un contagio. Bravissimo, prof. Vabbè, prof. Quelli che sono stati chiusi in quarantena, chi comunque continuano a lavorare la vacanza, lavorare la viaggiatura, vanno lo stesso a mare. Perché stanno in Sardegna poi, specialmente. Va bene, chi paga? Lo Stato, prof, se la vedrà tutto il conte. Speriamo. Maria Nazionale, Uccica Carrangiunata. Prof, che informazioni hai su questo brano? Vabbè, questo è un brano bellissimo che è stato scritto ieri, ovvero nel 1904. Addirittura. Dalle parole di Alfredo Falconi, Fieni e da Roberto Fauvo per quanto riguarda la musica. È stato interpretato dai maggiori artisti come Roberto Murolo, Claudio Villa, la stessa Maria Nazionale e tanti altri. Andiamo ad ascoltare, sono curioso, non l'ho mai ascoltata. Secondo me non l'ho mai ascoltato né questo brano né specialmente con la voce di Maria Nazionale. Ha interpretato anche il nostro grande Edoardo De Filippo, quindi figurati un po'. Andiamo ad ascoltare con molta curiosità il brano cantato da Maria Nazionale, Ucc Carrangiunata. Maria Nazionale. Occhio che tiene bello, lucente più di stella, sommira più donnina, so come tu sospira, a me sospira dolce, ma te non fa dolce, e come tra sampietta, non mi dà più a ricetta. Occhio va a scordare, occhio che ragionata, senza parlare, mi guardate sì, è stato un poco, come dici, come vogli, come sacci. Sciure fronna di rosa, non c'era che tanta casa, neanche più bella guagliona, si è ricca ma passione, ma tutta simpatia, ma tutta vita mia, ma giova ma ruina, solo c'è concettina. Che va a ascoltare, occhio che ragionare, senza parlare, senza
Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli Centrale, sono le 19:53 minuti primi. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Maria Nazionale una rivisitazione del brano Voce Carragionate. Bella, 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 prof. Prof, vogliamo ricordare un po' a tutti gli amici, chi ci ascolta in diretta o chi ci ascolterà tramite i podcast, te lo faccio dire a te dalla tua voce, come possono fare per ascoltare i nostri podcast e le nostre dirette, prof? Basta andare sulla nostra pagina ufficiale, quella di Radio Napoli Centrale, e cliccare su un link qualsiasi e si ritrovano, come dici tu, catapultati nei vari record che abbiamo registrato, diciamo, anche per quanto riguarda le dirette. E da lì posso scegliersi tutte le trasmissioni che noi abbiamo fatto. A breve, prof, andremo anche con una nuova programmazione anche visiva, perché so che stai lavorando in maniera segreta, sei chiuso nell'area 51 dell'America, diciamo, del Pentagono, per far sì che a settembre speriamo che potrebbe partire il nuovo contest di Radio Napoli Centrale, quello di trasmettere innanzitutto insieme la diretta pomeridiana qui, come facciamo sempre di solito su Radio Napoli Centrale, in più far parte anche con una diretta video ed essere più coinvolti con il pubblico che ci ascolta in diretta, nonostante poi vanno i ringraziamenti dovuti a tutti coloro che ci ascoltano in qualsiasi momento della loro giornata tramite i nostri podcast. Stati Uniti, prof, a caccia di UFO, task force al Pentagono. Dopo gli ultimi 3 avvistamenti, il Pentagono va a caccia di UFO. Il Ministero per la Difesa di Washington chiarirà nei prossimi giorni la portata e la missione che saranno affidate ad una task force militare di nuova creazione denominata WAP, fenomeni aerei non identificati. Il gruppo misto di scienziati, esperti militari e delle comunicazioni dovrebbe indagare sugli avvistamenti compiuti per lo più dal corpo della Marina di oggetti volanti che sfuggono alla capacità umana di classificarli. L'unità è sottoposta alla supervisione del vice ministro per la difesa David Narkist, il quale ha firmato l'atto costitutivo lo scorso 4 agosto. L'iniziativa porta la firma di Donald Trump, incuriosito lo scorso aprile dell'autenticazione da parte del Pentagono di 3 filmati che documentano tali incontri. Ci sono dei video che il presidente americano Donald Trump si è incuriosito di questa cosa e ha fatto partire subito una task force. Dopo, prof, il pensiero di Trump, mi va di sentire il pensiero sugli UFO del nostro prof. Beh, tu prima hai detto che io sono chiuso nella mia area 51 e io veramente vorrei essere chiuso in quell'area per scoprire tutti i misteri che riguardano gli UFO. Comunque sono appassionato di ufologia da molti anni, da quando ero ragazzo. Prof, tu mi sorprendi sempre, qualsiasi cosa, notizia, news mi va di condividere con te, tu mi dai sempre la spiegazione perché sei appassionato in tutto, diciamo. Ci sta una cosa che non sei, tranne alla musica neomelodica, ci sta una cosa che non sei appassionato? A dire bene, mi sto appassionando pure alla musica neomelodica, per non questi qua dell'ultima generazione. Vabbè, come dice un'amica, sono ragazzi, falle credere, sono ragazzi. Vai, prof, che stavi dicendo? Solo canzonette, come diceva un altro mio amico. Bravo. Comunque, stavo dicendo, sono appassionato di ufologia da quando ero ragazzo, diciamo, quando ho incominciato a leggere. E ci credo, che io credo nell'esistenza degli extraterrestri. Ci credi allora, per il prof esiste? Fermamente ci credo. E qualche volta ho avuto anche il dubbio di aver acquistato qualcosa. A livello di alieno o a livello di navicella? Navicella. Prof, ma ti faccio una domanda, però mi devi rispondere seriamente. Era prima o dopo mangiato? Ma l'hanno fatti molti queste domande, qualcuno mi ha detto ma era bianco o rosso, non ha detto no, era luminoso e basso, no, io non lo dicevo, no, una volta avevo avuto il piacere di aver visto qualcosa insieme a mia amica, stavamo sull'autostrada, mi disse che era una semplice meteorita che cadeva sulla terra, oppure attraversava solamente il cielo per poi andare nello spazio infinito. Io insistevo nel dire no, secondo me era qualcosa di extraterrestre, nel senso di una navicella, che poi tutto quello che è il tipo della terra per me è extraterrestre. Sì, per forza, prof. Prof, il prossimo brano in programma che andiamo ad ascoltare è sempre una tua chicca.
dalla scaletta programmata tua di ieri abbiamo fatto un mix su questa puntata di oggi, qualche brano tuo, qualche brano mio, ed è uscita fuori la programmazione della puntata odierna. Però questo è un brano che un brano storico napoletano, partenopeo, proprio per le radici della nostra terra, un grande artista, Mauro Caputo. Il brano Per Sempre è un brano che secondo me c'è poco da spiegare, no, su questo brano, prof? No, per noi napoletani, per tutti quelli che seguono la musica napoletana, è diciamo il brano che ha fatto meglio conoscere Mauro Caputo, che purtroppo ci ha lasciato il 25 maggio del 2017. Il brano Per Sempre, come tanti altri brani, hanno fatto conoscere Mauro Caputo a tutti quanti loro. Andiamo ad ascoltare. Per me è uno dei brani che ha reso noto e famoso. Andiamo ad ascoltare. Quando è uscito? Questo brano è uscito nel 1978. È stato scritto dal maestro De Rosa e dal maestro Rabona. Andiamo di corsa ad ascoltare dalla mitica voce di Mauro Caputo il brano Per Sempre. Come prima sera parallamo e dicamo bene, giuro non ce la siamo più, non mi fa più. Stasera di chiudo in te braccia da stregno e passa che sta bocca da voce. Non sento che sono felice perché insieme a me resterai per sempre. Tutta quella che hai fatto con me, che stasera mi voglio scordare, senti già in te pena che tu, si l'amore che non può fare niente, sta gioia mi può far impazzire. Tutta vita così abbracciata con te, si potesse fermare sto momento. Ma volesse dormito, ci voce suona e basta che stavo bocca per sempre. Tutta quella che hai fatto tu a me, che stasera mi voglio scordare, senti già in te pena che tu, si l'amore che non può fare niente, sta gioia mi può far impazzire. Stasera te chiudo in te braccia da stregno e passa che sta bocca da voce. Non sento che sono felice perché insieme a me resterai per sempre. Stasera te chiudo in te braccia da stregno e passa che sta bocca da voce. Non sento che sono felice perché insieme a me resterai per sempre. Stasera te chiudo in te braccia da stregno e passa che sta bocca da voce.
Ed eccoci qua sempre live, sempre in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Prof, secondo me hai dei saluti da fare. Sì, volevo salutare la signora Antonietta Napolitano che ci sta ascoltando dal gruppo nostro di Radio Napoli Centrale. Altri saluti da fare sempre alla solita ascoltatrice da Catanzaro, Giuseppina Esposito. Un abbraccio a te Giuseppina, una buona serata a tutti voi che ci ascoltate dalla Calabria e agli amici che ci ascoltano sempre dalla Sicilia, Maurizio Federico con la moglie Gabriella e con la figlia Flavia. Un bacio, un abbraccio sempre forte forte da parte mia e da tutti gli amici di Radio Napoli Centrale. Un ringraziamento di vero cuore agli amici Ivano Serra, Nino Chisere e Ettore Muzio che ci ascoltano da Catania. Un ringraziamento di vero cuore anche a chi già so che ci ascolterà in podcast per tenersi compagnia, la mitica Lucia Donatellis, tua figlia Prof, che gli abbiamo impegnati i pomeriggi facendo la compagnia nel momento che lei ha bisogno di compagnia, quando è da sola a casa, quando ha 2 minuti dedicata solo per lei, diciamo. So che si mette le cuffiette e il telefonino in tasca e si ascolta le dirette per far passare tempo. Allora colgo l'occasione. Mi ha assicurato che ci ascolta da tutte le sere dopo le 10, ci scarica tutti i nostri podcast e si ascolta tranquillamente mentre aspetta il marito Renato che torna dal suo ristorante Demeter in via Santa Chiara 49 a Napoli. Prof, lo sai che nella finale di Champions League che si giocherà tra Bayern e Paris Saint-Germain ci sarà un giocatore della Juve? Lo sarà, anche un giocatore della Juve è andato in finale. Ah sì? Sì, sarà l'arbitro Orsato di Schio che dirigerà la partita della finale della Champions League Bayern PSG. Sarà lo juventino Orsato. Sarà il 13° giocatore in campo allora. Sì, e al VAR ci sarà l'arbitro sempre italiano Irrati. Alla fine uno della Juve ce l'ha fatta ad andare in finale. C'è un simpatico post su Facebook che mi andava di condividere. In questi giorni, ormai da 3-4 giorni, Prof, tutte le squadre che iniziano il campionato dilettantistico di Serie D hanno incominciato la preparazione. Andiamo a salutare gli amici della Fragolese 1944, capitanata dal mitico presidente Raffaele Nutte, dall'addetto stampa Nello Dirna, amico di Radio Napoli. L'avremo in questi giorni in nostra compagnia in diretta per un saluto live e degli aggiornamenti che arrivano dal mondo a Fragolese che parteciperà al campionato nazionale dilettanti per quanto riguarda la regione Campania. Prof, il prossimo brano non poteva mancare in questo pomeriggio neomelodico, diciamo, l'artista, il maestro, il mitico Nino D'Angelo. Ho deciso di fare ascoltare il brano Vedrai. Hai qualche informazione a riguardo prima dell'ascolto? Sì, certamente. Mi dice mettete questa maglietta, fatti più vicino a me, sta spuntando solo, ma fa sempre lo stesso fritta. Comunque è un brano che Nino D'Angelo ha pubblicato nel 2005. È stato tratto dal suo album Forza Campione. Andiamo ad ascoltare. Gaetano, dico io. Forza Gaetano. Gaetano. Ah, perché Gaetano si chiama? Sì. Andiamo ad ascoltare Nino D'Angelo in Vedrai. Sento ancora il freddo, la tua maglia non ti basta. Metti il mio maglione, può pigliare un raffreddore. Mo ci volesse un po' di latte caldo,
è deserto chi sto posto neanche l'anima ci sta e già ne vede correre per stanza preparare la pappa con creature che si sbatte e può mangiare una casa piccerella io che donna fatica tre cuscini mi sanno io saltato qua e non ti preoccupare perché l'idore senta a me vedrai che con i giorni tutto il male passerà diventeranno donne e tutto poi si aggiusterà vedrai che questa stella brillerà vedrai così sarà ti spunterà un dentino sussurrandomi papà e fra 9 mesi quando il bimbo nascerà o la porta nostra una cicogna ci sarà intanto non ti metterà paura le scale che ascensore che il fiatone può far male e già deve che correre per stanza preparare la pappa con creature che si sbatte e può mangiare una casa pizzerebbe io che donna fatica non è tre cuscine mi sanno i sandato qua e non ti preoccupare per genitore siete a me vedrai che con i giorni tutto il male passerà diventeranno nonni e tutto poi si aggiusterà vedrai che questa stella brillerà vedrai così sarà ti spunterà un dentino sussurrandomi papà E dalla mitica voce dell'artista Nino D'Angelo abbiamo ascoltato qui su Radio Napoli Centrale il brano Vedrai. Prof, negli ultimi giorni un po' sui media e anche in TV si sta parlando tanto del caso di Flavio Briatore, che ha aperto una catena di pizzerie a Montecarlo, ma la sua margherita viene sommessa di critiche. Andiamo un po' a leggere nei dettagli. La catena si chiama Crazy Pizza. Nelle scorse settimane Flavio Briatore ha aperto il terzo punto della sua nuova catena di pizzerie Crazy Pizza a Montecarlo. Il locale arriva dopo quello di Londra e Portocervo in Sardegna, inaugurati lo scorso anno, ma sui social le pizze dell'imprenditore sono state massacrate di critiche sia dall'aspetto delle pizze sia anche a livello economico. 25 euro per questa pizza, siamo alla pazzia, cambia assolutamente il pizzaiolo, il mio panettiere con 30 centesimi la faceva meglio. Se questo sembra una buona pizza, forse non ne avete mai assaggiata una come si deve, secca, cornicione inesistente, non si può vedere. Sono alcuni dei commenti più garbati arrivati sulla pagina Instagram di Crazy Pizza Montecarlo. Ci sono, prof, le foto di questo obbrobrio della catena di pizzeria di Flavio Briatore.
ma veramente è una cosa inaudita. Andiamo a leggere un po' i prezzi di queste pizze, polemiche che ricordano quelle scatenate a suo tempo dalla pizza del noto chef Carlo Cracco. A Briatore vengono contestati intanto i prezzi. La margherita e altre pizze classiche costano dai 15 ai 18 euro. Prof, una margherita marinara, diciamo, ha catalizzato un po' la pizza in 3 tranche. Diciamo. Noi abbiamo ogni pizza al suo gusto, al suo prezzo, alla sua esistenza, alla sua storia. Invece Briatore ha fatto le classiche, costano dai 15 ai 18 euro, la focaccia 19 euro, pizza con la focaccia con il prosciutto sale a 20 euro, e quelle chiamate crazy hanno costi ancora superiori. Sono quelle con ingredienti speciali come la pizza al pata negra dai 33 ai 35 euro o al tartufo 45 euro. Prezzi molto alti per una pizza normale, non gourmet, anche se non troppo dissimili agli altri locali di Monte Carlo. Prof, voglio un tuo commento su sta cosa. C'è poco da commentare, io posso solo dire che questa pizza se la può mangiare lui e tutte le persone come lui. Prof, a parte che sto guardando anch'io il tipo di pizza che fa. Si la mangia la pizza. Posso dire una cosa, fa schifo, sì. È molto sottile, è biscottata, non lo so. Mamma mia. Basta tutti i compagni sotto. Basta un po', diciamo, di denaro a disposizione per far sì che poi possono fare tutto pizze. Sì, perché poi la gente sa cosa dirà. Lo sai, sono andato là a Monte Carlo, ho mangiato la pizza da Briatore, cose. Ma sai che ci rispondesse napoletano, non ne parlando, non lo posso dire. Andate a quel paese, lui, Briatore, la pizza che sta facendo. Prof, voglio far ascoltare la risposta della pizzeria Porzio a quanto riguarda la pizza di Briatore. Allora, andiamo ad ascoltarla. Buonasera, vi presento la nuova pizza della settimana che troverete in tutte le pizzerie Porzio. Eccola qua, voglio. La Crazy Pizza. Eh sì, perché mica può fare solo Briatore. Crazy significa pazzo. E mo' due se cosa. O siamo pazzi noi, che veniamo a pizza. Ma la pizza vera a 5 euro, o è pazzo Briatore che vende il biscotto a 25 euro. Caro Briatore, dietro a una pizza ci sta passione, ci sta un equilibrio, ci sta un'attenzione. Non è che uno si sveglia, tengo i soldi, oggi apro le pizzerie. Stiamo a sentire a me, la pizza è una cosa seria, la pizza sa già sapere fare. Ciao. Abbiamo ascoltato la voce, diciamo, di un noto ristoratore. La nuova pizza della settimana che troveremo dal tutte le pizzerie Porzio. Eccola. Riusciamo a uscire dal video. Ok, siamo usciti dal video. Abbiamo ascoltato la voce del proprietario della nota pizzeria Porzio, che giustamente non ci sta a sentire e a vedere i prezzi e la forma della pizza della pizza di Briatore. Prof, diciamo, è come dicevi tu, è biscottata, non si fa mai schifo, non si fa bene una cosa del genere. Vale la pena, vai qui al supermercato giù da me, una pizza congelata, ma mangi, forse è meglio. Sal Da Vinci, prof, sono pazzi te con la comparazione di Vale Lambo? Sì. Questo è un brano nuovissimo di Sal Da Vinci che si è valso della collaborazione di Vale Lampo ed è stato presentato in anteprima nella trasmissione Made in Sud. È un brano nuovissimo, diciamo, che è del mese di luglio di quest'anno. Andiamo ad ascoltare il brano di Sal Da Vinci su Pazzi te. So pazzi te che facesse per fa amore con te, amore mio. So pazzi te che facesse per sta ancora con te, amore mio. Se mi stai pensando non mi fa soffrire,
fa parla stasera cuore. Chi lo senza cuore non sai che dice sì. E poi fa tornare st'amore un'altra volta ancora. Fammi sta con te, almeno per stanotte amore. Non mi abbandona perché io te voglio ancora. E forse è meglio così, ti ha rubato vita mia. E m'annamora ancora di te. Sono pazzi di te che facesse per fare amore con te, con te. Amore, amore mio. Sono pazzi di te che facesse per stare ancora con te. Amore, amore mio. E se non suona amore mio non mi scena, ci volesse una vita per t'amare. Cerca venga a tutte si può parlare, si mi guarda all'occhio vengo mare, oh mare. Fammi sta con te, almeno per stanotte amore. Non mi abbandona, perché io te voglio ancora. E forse è meglio così, ti ha rubato vita mia. E m'annamora ancora di te. Sono pazzi di te che facesse per fare amore con te. Amore, amore mio. Sono pazzi di te che facesse per stare ancora con te. Amore, amore mio. Quando ti dico che amo, scendo ti voglio passare. Sono pazzi di te che facesse per fare amore con te. Ci guarda e ride un creatura, non pare ora a mamma. Amore, amore mio. Sono pazzi di te che facesse per fare amore con te. Amore, amore mio. Sono pazzi di te che facesse per stare ancora con te. Amore, amore mio. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta, sempre qui su Radio Napoli Centrale, sempre in compagnia di Salvatore Alvino e il mitico prof Gaetano Donatellis, che anche questo pomeriggio in musica dedicata alla musica napoletana, alla musica neomelodica, vi ha fatto compagnia in questo pomeriggio del nostro giovedì 20 agosto 2020. Sono le ore 20 e 21 minuti primi, è arrivato il momento, il classico momento dei saluti finali, come si dicono a Londra, si è fatta una certura, è ora di cena, le mogli e i figli hanno fame, è arrivato il momento di salutarci e di ascoltare l'ultimo brano in programma. Visto che mi sono rubato il compito dei saluti iniziali perché il prof non era presente con lui, rimango a lui per fare i saluti finali della nostra puntata odierna. Certamente, ti ringrazio, saluto gli amici di tutti i miei gruppi che non sto qui ad elencare per guadagnare un po' di tempo, saluto tutti gli amici che ci ascoltano dall'estero, cioè quelli lontani, saluto gli amici vicini che ci ascoltano da tutta Italia, saluto gli amici della Sicilia, da Catanzaro e tutti gli amici dei nostri gruppi WhatsApp, miei e tuoi. Andiamo a rinnovare l'appuntamento che spero di mantenere vivo per la giornata di domani. Prof, che cosa hai in mente? Di che genere di musica ci vuoi far ascoltare per la prossima trasmissione qui su Radio Napoli? Ti ho preso qui sui due piedi. Ma non so, perché fa ancora caldo. Allora andiamo con un po' di musica fresca. Musica fresca, qualcosa di estivo, no? Poi per quanto riguarda inizio settembre facciamo proprio giorni programmati e dettagliati per le nostre trasmissioni, così chi ha piacere di ascoltare un determinato
tipo di musica o di argomento o di artista in particolare, si può andare ad ascoltare in diretta in quel giorno specifico, o si può andare a scaricare il podcast dopo aver registrato la diretta e ascoltarla in qualsiasi momento lo desiderate, in qualsiasi momento lo desiderate della giornata, diciamo. Colgo l'occasione, sempre mi riallaccio ai saluti che ha fatto il prof a tutti gli utenti dei gruppi Facebook e dei gruppi WhatsApp. Un ringraziamento veramente a tutti voi che quotidianamente ascoltate le nostre dirette, i nostri podcast qui su Radio Napoli Centrale. Ricordo a chiunque, a chi vuole essere contattato in privato per avere la condivisione della nostra applicazione di Radio Napoli Centrale per facilitarvi l'ascolto sui vostri dispositivi sia Apple che Android, basta contattare o sulla nostra pagina ufficiale di Radio Napoli Centrale e chiedere info per l'applicazione, che è totalmente gratuita, o lo potete fare sui nostri profili ufficiali Facebook personali, quelli di Salvatore Avvino e del prof Gaetano Donatellis. Tramite WhatsApp vi gireremo il link da scaricare la nostra applicazione. Appuntamento a domani con il nostro pomeriggio in musica. Adesso l'ultimo brano in programma per questa giovedì 20 agosto 2020. Vi voglio fare ascoltare dalla mitica voce di Stefania Lai e Nancy Coppola il brano L'uomo moderno. Prof, prima di mandarlo in onda questo brano, hai qualche informazione a riguardo? È un brano, è l'ultimo uscito di Stefania Lai, è uscito nel luglio di quest'anno, il mese scorso, 19 luglio, diciamo. È recentissimo. Sì. Sono due belle interpreti, due belle ragazze, e faccio tanti auguri per la loro carriera. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Stefania Lai e Nancy Coppola il brano L'uomo moderno. Appuntamento a domani con il nostro pomeriggio in musica. Una buona serata da Salvatore Avvino e Gaetano Donatellis. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Grazie. Stasera che mi mette, già se sono fatte notte e ancora mi già truccare. Io sono quasi pronta, non po' che fondo dentro, io da che non può mancare. Con che le poche fatte, già ci si asciuga, no che l'era non va che mi sono sbagliata. Sono tutte quante stesse, giuro in amore, ma sulle per spogliare. Io ma che ne ho aspettato, non si è fermata, ma vestano firmate per se ma guarda. Ma non so originale, osate ce n'è in storia, e poi nemmeno parla di buona portà. E con la scusa che oggi c'è la parità, dicono il conto lo paghiamo per metà. L'uomo moderno non mi piace, non mi va, ci accontentiamo che le piacerà papà. Ma che bella serata, ci siamo divertiti, domani è un altro giorno, chissà se una meglio ci può capitare. Stefano, che stai facendo? Già stai dormendo? Amo, so quasi 4, non tiene sonno. E sto pensando a prima, ma che